giocare. A posto, Nick, l'ha visto. Degli Emiri, Rinicella. L'ha visto, Nick, Maurizio pure live. Palla a Comito. Termini. Scambia con Parisi. Occhio, palla per il 7. Va dentro da Comito. La riconquistano, poi occhio, il numero 11. Parisi Gaspare prova la conclusione diretta. Palla che finisce sul fondo. Sempre 1-0 in vantaggio gli Emiri. Rimessa dal fondo per l'estremo difensore del Sicilia, Pagliuzza. Palla per il capitano Evola. Manovra da destra, ora il Sicilia, Evola. Si muove Totta. Deve palla, ora il laterale Mancino. Palla che ritorna da Evola. Seguilo, Matti! Sparascia, ha chiuso lo scambio ancora, Sparascia può calciare, fermato dall'ottimo intervento difensivo del difensore degli Emiri, Evola, va dall'11, riconquista allora il numero 6, riconquista Comito, scambia con il numero 11, palla dentro, occhio si gira il pivot, non trova la conclusione, finisce giù il numero 6. C'è una ripartenza, Totta, può calciare in porta, viene fermato Totta, cerca un dribbling, ancora Totta fermato. Grande intervento. Buona, vabbè! Occhio a quello fuori, oh! Calcio d'angolo per il Sicilia che ci crede, Totta palla in mezzo, occhio può recuperare il set degli Emiri, non ci arriva Pecoraro, Fino alla fine, al secondo! palla per Totta, si gira, zona tiro, grande parata, Irinicella ora controlla la palla lui il capitano Parisi, poi rimessa laterale. Lui per Mattia per ora e dopo faccio mettere un bello. Si va dal numero 8, Evola, palla dentro per il 10, Sparacia, ricomincia da Liuzza, Evola, palla dentro per Totta, non ci può arrivare qui, entra Guglielmini, al posto di Pecoraro intanto per gli Emiri. Comito, Parisi, il capitano. Ancora palla da Comito. Vediamo se serve Sciacca. Guglielmini. Ancora torna da Parisi. Il 13, prova a passare. Totta qui fa una buona chiusura. La rimessa laterale per gli Emiri. Però sta ricominciando ad attaccare. Guglielmini, palla dentro, la trova Liuzza. Ritorna, Sa! Evola. Palla dentro per il suo numero 10, solo rimessa laterale, impreciso qui nel suggerimento. Guglielmini, palla dentro, prova a girarsi ancora Sciacca, scambia con Parisi, fermato bene qui da Totta, ora prova ad andare in velocità, ha messo giù ma senza fallo. Comito, temporeggia estremo difensore, poi palla dentro, troppo lunga, non ci può arrivare, adesso ci arriva Guglielmini, la riconquistata Evola, rimessa laterale, ancora in favore del Sicilia, sempre con il suo capitano ad impostare, palla larga per numero 11, ancora Evola, palla dentro, Sparacia di testa, cerca la sponda per Totta, bello il dribbling, Totta, grande parata di Rinicella, a dire di no ad Antonino Totta che fa una grande conclusione. Doppietta per Antonino Totta alla prima in campionato, vinta 3-0 dai ragazzi del Sicilia Futsal contro il Bisacquino. Hanno vinto anche i ragazzi degli Emiri contro il Giudecca.
per 7-2. Manu da quel lato. Sporting Club. Comito. Quello è il suggerimento Guglielmini. Ancora Comito. Palla dentro. Sponda del 17. Comito. Il raddoppio degli Emiri Futsal. Timbra Comito. Grande Nick. Oh, lì. Gran gol. E buttarci luci perché non lo serve. Buona. Nel centrale degli Emiri. Trova la marcatura. Allora deve continuare a costruire calcio il Sicilia Futsal per cercare di riprendersi questo risultato. Palla dentro, ancora per Evola, si gira Evola, sponda per Parisi che qui, scusatemi, per Corso che qui non trova Mano, senza mettere solo. trova la porta, trova solo la conclusione. Quando Comito, apposta stringi sempre anche se il tuo avversario non c'è. Tanto arriva, stai Sciacca, sereno. ancora Comito. Guglielmino. Passa Guglielmino, bella giocata, bello strappo, ancora Guglielmino! Palo! Che giocata di Guglielmini! Ritorna, Sa! Occhio, è ripartito subito il Sicilia. Doppio passo di Sparaci, è rientrato Guglielmini, poi Sciacca, porta palla a Sciacca, ancora Guglielmini, sponda da Comito, 1-2 per Guglielmini, si chiude Guglielmini sul fondo. Va bene, girati sa. Buona, Sa! Non sai come la muzza, ti piace toccare. Occhio. Occhio dietro, Ale! Porta palla a Evola. Bravo Salvo. Recuperato Guglielmino. Palla dentro. Ora si gira il 17, poi sponda da Sciacca. Sciacca! Va bene, Forse Manu! la spuzza dice no, il direttore di gara. Me l'ha rimessa dal fondo. Evola. Ancora palla per Evola. Dentro da Sparascia. Non ci arriva nessuno. Solo rimessa, anzi no, calcio d'angolo. Quella del Sicilia. Onderi Interisano. Cerca fuori Evola. Sponda per Sparascia, qui non la controlla. Va Comito. Guglielmino. Ancora Comito. Sciacca. Non scappa! Aiutalo, Tira Sa! palla agli Emiri in questo momento. Ancora Sciacca. Deve ricominciare a Comito. Bello l'1-2. Sciacca sterza bene su Interisano. Ancora Sciacca. Prova a passare. Fermato. Deve ripartire Liuzza. Palla lunghissima verso Totta. Che controlla ancora. Totta. Cercava l'imbucata per Corso. L'ha recuperata Comito che lancia Sciacca. Sciacca. Palla dentro. Guglielmini. Guglielmini la sponda. Se lo divora qui il numero 13. Può ripartire nel frattempo il Sicilia. Evola. Porta palla Evola, dentro da Totta, ancora Totta, cerca un dribbling, non riesce perché Comito fa un grande intervento difensivo. Buona, Manu! Time out chiamato probabilmente ai ragazzi del Sicilia Futsal. 2-0 il parziale allora. Avvicinatevi. Quando difendono, i tre stanno troppo e il centrale sta molto, ok? Cioè al centro c'è un buco, basta che mi fai una finta di andare per dire noi buttiamo palle e mettiamo Mister Cinzia Orlando, le direttive ai suoi ragazzi degli Emiri. Dall'altro lato possiamo scorgere anche consiglio di mister Marco Anteri, i ragazzi del Sicilia Futsal. che per favore mi venga a fare sempre il culo. Finisce questo time out.
Formazione in campo. Sempre la chiusura preventiva. Entra Naccari, la tua Miri. Dall'altro lato rientrano Corso, Totta, Evola, Liuzza e Interisano. Allora continuano con gli stessi 5 dell'inizio del time out i ragazzi del Sicilia. Corso, Evola, porta palla Evola, va dentro, l'ha trovata Naccari, porta palla, Naccari ancora, Naccari con la punta, Liuzza e Guglielmini non vuole toccarla. Naccari ancora, deviazione, calcio d'angolo. Pera scambia con Guglielmini. Bello il suggerimento per Naccari. Naccari può trovare il terzo gol per gli Emiri. Grande la chiusura di Liuzza. Ancora Naccari. Sponda da Guglielmini. Guglielmini chiuso bene da Evola. Sciacca. Naccari. Naccari qui in difficoltà con Interisano, scambia benissimo con Sciacca, parte Sciacca, Sciacca ancora, Sciacca, bel dribbling, Sciacca, li salta tutti, poi rimessa laterale, sta giocando benissimo la squadra di casa, la Sicilia che cerca più ripartenze, occhio a Naccari ancora, sponda verso Pera, palla corta, Interisano può partire, può essere lui il fattore per la Sicilia, occhio Interisano, scambia con Totta, ancora, Totta va giù e scivola al momento della conclusione Totta, fuori di poco. Naccari, palla dentro per Guglielmini, si ritorna da Naccari senza fretta ora gli Emiri. 2-0 il parziale in questo primo tempo per i ragazzi di casa, fanno girare bene il pallone e qui l'intervento è duro di Interisano ai danni di Guglielmini. Quindi solo un chiarimento verbale con col direttore di gara. No, stai sereno. Dare Naccari. E anche se dopo solo una giornata questo è un po' uno scontro al vertice, seconda contro terza, entrambi a 3 punti. Chi vince stasera si prende, diciamo così, un piccolo vantaggio. Il campionato è appena iniziato, siamo solo alla seconda giornata, ricordiamolo. Questo è il girone A della Lega Futsal C2 Regione Sicilia. Evola, palla dentro, Totta di prima, trova soltanto Naccari, Pera chiuso da maglie solo blu, Sciacca, palla dentro per Pera, viene chiuso bene da Evola, ancora Sciacca, grande controllo, grande recupero, Sciacca non trova la porta e si infuria Ringicella, si infuria il suo estremo difensore. Una conclusione molto ghiotta questa, una chance molto ghiotta questa. Salvo là dietro, salvo! Controlla ancora Totta, deve ricominciare. Poi palla lunga, occhio Guglielmini di testa. E finisce rimessa laterale. Totta, palla dentro. Occhio il numero 9 ci prova. Ora la conclusione di Interisano, respinta all'ottima difesa degli Emiri. Evola, e ottima è anche la difesa sicuramente dei ragazzi del Sicilia che arrivavano con la rete inviolata a questa seconda giornata di campionato. Occhio ancora Totta, palla dentro, non la trova numero 9, ora Guglielmini può andare dentro, Guglielmini, grande parata di Liuzza, poi riparte Totta che vuole che i compagni salgano, ancora Totta, può appoggiare da Corso, una finta e poi Evola, ancora
Totta, laterale. Dentro da Evola, non calcia, una finta. Ha recuperato Pera, Guglielmini, lanciato in porta. Guglielmini. Il terzo gol degli Emiri Futsal, lo sigla Guglielmini. Era un grande vantaggio in questo primo tempo per la formazione di casa. Deve riprendersi come può la formazione del Sicilia Futsal. Però c'è tantissimo da giocare per loro fortuna. Ma Guglielmini ha messo un altro tassello agli ipotetici 3 punti degli Emiri. Totta. Palla dentro per il numero 10. Deve inventare qualcosa Sparaciglia. Chiudi, chiudi! Chiudi che ti passa alle spalle! Ecco, hai visto? Evola. Stringi un stringi! Ancora Sparaciglia. Palla dentro per Totta. Grande chiusura di Naccari. Difensivamente sta dando tanta solidità, che è giocata di Pera. Palla dentro per Sciacca, viene chiuso bene. Ritorna bene. Vabbè, il 10 fermato, Sparaciglia, palla che arriva comunque a Totta, messo giù senza fallo, anzi sì. Vede irregolarità il direttore di gara. Intervento scomposto di Naccari. Signore, il tempo per noi alla prossima, grazie. Sergio, parla! Sistema la barriera Renicella. Alla conclusione ci va Capitan Evola. Un passo a destra, a sinistra, scusa, a sinistra. 9%. Parte Evola. Vediamo se è schema. Conclusione in porta. Alta. Ora time out dei padroni di casa. Raga, veniamo. Roberto, ti sto dando il tempo. Allora, come ti ha detto Ciccio, non c'è bisogno di forzare l'anticipo. La vista è ora. Qua, Non c'è bisogno di forzarlo, stiamo vincendo, sa? Fammi sempre per favore la chiusura, sempre. Ok? Prima stringiamo e quando ci fanno parlare ci va. Esatto, altra cosa, quando loro attaccano e hanno già superato la linea di centrocampo, se non importa, scalare. Gran primo tempo della formazione di casa, anche se ha creato qualche occasione pericolosa anche il Sicilia. Mister Cinzia si continua a far sentire ad alta voce dai suoi ragazzi che Mister Marco Anteri è intento in questo momento a spiegare ai suoi ragazzi come risistemarsi in campo. Vediamo chi riparte in questo nuovo inizio di primo tempo dopo questo time out. Tra Giovanni Salerno, la Torniri, lascia il campo Pera, poi Guglielmino, Sciacca, Naccari, sempre in porta Rinicella, sempre in porta Liuzza, con Totta, Corso, Evola, Sparaciglia. Può ripartire gli Emiri. Sciacca, Naccari, ancora Sciacca, del largo Guglielmino. Naccari va dentro verso Salerno. Evola, riparte la Sicilia, ancora Evola, imbucata verso Corso, complicata qui da gestire. Sciacca, Naccari, ancora Sciacca, palla per il 9, ancora Salerno, torna da Naccari, palla dentro, controlla il 13, sempre Sciacca, protegge palla molto bene, subisce anche fallo. E allora può andare Sciacca, scambia con Salerno, Guglielmino, prova un numero, ancora Guglielmino, messo giù, senza fallo secondo il direttore di gara.
Bruna palla! Allora può giocare Evola. Un gran gesto di fair play, restituisce palla ai padroni di casa. Guglielmini scambia con Salerno. Ancora Salerno, 1-2 con Sciacca meravigliosa, ancora Salerno. Avvalanga Liuzza per impedire un ipotetico 1 contro 1. Poi palla per Naccari, Guglielmini. Si muove Sciacca per ricevere, lo vede il numero 8 col Salerno, perde il controllo, Evola, scambia bene con Totta, palla di ritorno per Evola che non controlla. E allora può ripartire Sciacca, sbaglia qui il contromovimento Guglielmini. Prova a partire ancora! Il numero 10, Sparaci a riapre la gara per il Sicilia Futsal, grande conclusione qui di Sparacia. Va bene Manu, va bene. Allora è 3-1 il parziale in questo primo tempo. Tante emozioni, tanto bel calcio, tanto bel futsal. Salerno chiuso, ancora indemoniato il numero 10, va Sparacia, lotta con Naccari che però è un gran difensore e non si lascia spostare. Ancora Naccari, protegge palla, ma finisce qui il primo tempo. 3-1 il parziale. Dai Manu, vieni, Totò! Vieni!
tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo allora tra Emiri e Sicilia, sempre avanti 3-1 i ragazzi degli Emiri. Questo secondo tempo sicuramente non mancheranno le emozioni, quelle che possono smuovere il risultato anche per i ragazzi della Sicilia, che hanno trovato proprio il gol che ha accorciato le distanze con Sparacia sul finale del primo tempo, portando appunto il risultato sul 3-1. Aspetta solo le indicazioni del direttore di gara, poi sarà tutto pronto per iniziare questo secondo tempo. Stavolta il possesso palla è per i padroni di casa, va tutto pronto. Comito, ricomincia il numero 6 dal suo solito posto in campo insieme a Parisi, insieme al capitano. Ci sono ancora Salerno e Termini, numero 29. Uno sulla palla. Lato ovviamente Rinicella sempre tra i pali. Lato Sicilia abbiamo ancora Sparaci, Interisano, Evola, il capitano, Totta e occhio intanto Interisano dopo 34 secondi di questo secondo tempo trova subito una buona occasione. Calma. Bravo Sai. Ora Interisano, dicevamo, Liuzza tra i pali, Evola appunto Interisano, Totta e Sparacia, invece i ragazzi che iniziano in questo secondo tempo per il Sicilia Futsal. Calma. Occhio Interisano, sposta il pallone e calcia! Subito carico Uno su uno, Interisano in questo secondo tempo. Non ti fare saltare. Rientra. Ok. Solo. Suppo, Classe suppo. 2003, Su. il numero 9 Occhio del lungo, Sicilia Salvo. Futsal. Occhio lungo, Salvo. È andato. Occhio al pallone lungo, Salerno lotta ancora, Salerno va via, Salerno, palla dentro! E colloquio Evola col direttore di gara, occhio qui il pallone filtra, Sparacia la trova Giusto. col braccio. Nicola. Giusto, dai, mettiti bene. Primo fallo in questo secondo tempo per la Sicilia. Io che già dall'altro lato Termini che mette giù Interisano, quindi un fallo per lato. Per iniziare al meglio questo secondo tempo di battaglia. La Sicilia è entrata con un giusto piglio. Vediamo se resisterà gli Emiri. Solo Giulio. Ora palla per Evola. Sparacia, Evola. Bravo. Scambio ancora. Sparacia cerca un dribbling e viene chiuso bene. Va bene. Nicola, passati. Nicola. Salvo, non ti fare puntare. Termini. Nico, tuo. Sali un po', Nico. Scarica dal numero 6 da Comito. Occhio palla ancora per Parisi. Rinicella. Sali. Comito. Sali. Ancora Comito. Non perde il possesso del pallone. Poi torna da Salerno. Palla dentro. Occhio ancora. Chiuso il numero 29. Prova a passare Termini. Ci riesce. E poi fa la sponda per Parisi. Parisi. Tapin verso Salerno che non trova l'aggancio col pallone. La trova ora il 29. Va Termini. Termini ancora. Non riesce a calciare Termini. Sponda da Comito. Ancora palla dentro. Cercava un numero qui Parisi. Lezioso. E allora Totta. Sparacia. 1-2 che si chiude. Totta lasciata in velocità. Prova a passare Totta. Ancora Comito eroico in chiusura difensiva. Sparacia. Cerca un dribbling, bello il doppio passo. Calma. Ora Sparacia, recuperato da Salerno. Parte il contropiede e qui palla su cui non arriva Termini. E allora Sparacia, ancora per la doppietta, fermato da Capitan Parisi. Esci la Grande palla. personalità del direttore di gara qui, coi modi nel richiamare la panchina del Sicilia Futsal. Evola, gioca a rimorchio da Totta. Punta Parisi, sponda larga, Sparacia. Bravo, calma, Totta, preferisce andare da corso. Punta Ricky. Sempre Salerno a ronzargli intorno. Occhio palla dentro per Evola. 1-2 micidiale.
con Totta che non si chiude. E occhio qui, buon disimpegno di Capitan Parisi, si ricomincia però da Liuzza. Palla lunga, messa laterale in favore degli Emiri. Ok, Niki, tienilo, Nico, tienilo. Sali un po', Nino. Sali un po', Nino. Occhio, giù, tu. Occhio ancora al numero 9, non trova la porta ancora, Liuzza la tiene lì. Bravo, Niki. Bravi, finalmente, Nico. Sali. Evola, Sparacia. Taglia. E fai spuntare a lui. Vieni. Ancora Evola. Tira ora. 2 contro 1. Sponda Sparacia, bello scambio, Totta, ancora Sparacia, che giocata! Grande parata. Poi Evola, Sparacia, cerca un dribbling, viene fermato. Sì, Niki. Può ripartire il 29. Sta credendo il Sicilia, occhio però a come si distende gli Emiri. Sponda, Comitu ancora. Parisi, prende la traversa. Sfortunato qui il capitano degli Emiri. Giulio, non mi mollare, Giulio. Ti ho bisogno, su. Evola. Calma. Ora palla per Corso. Giulio centro. Sponda da Evola. Palla dentro. Non si arriva qui il numero 11. Falli girare tutti da sto lato. Porca troia. Sali Niki. Comito. Occhio, staccalo. Che si prende fallo. Palla dentro. Occhio ancora, protegge palla il 7 che prova a passare. Fermato qui, rimessa dal fondo Pecoraro. Riparte Sparacia. Evola ancora da Sparacia dal 10. Palla dentro per Totta, che anticipo di Termini. Ricky, un attimo prima. E poi si riparte dalla rimessa laterale, sempre in favore degli Emiri. Pecoraro. Protegge palla Pecoraro. Contro Evola. Rinicella. Lungo ma sbaglia. Occhio alla chance per Evola. Che calcianzino! È andato dentro da Sparacia. Vieni! È andata l'azione, via! Calma, Niki! Che chance qui per il Sicilia. Uno esce! Riparte Gaspare Parisi. Comito. Sali un po'! Ancora Comito. Sali un po'! Temporeggia, poi sponda da Termini. Su! Ancora Termini, cerca uno spazio. Bella l'imbucata. Palla troppo lunga però. Vieni qua, Totta! Largo, Totta! La può ripartire Gioca! da Liuzza. Solo! Su! 2! Totta. Falla andare! Alza la testa, cerca un dribbling. Ancora Totta, che recupero di Pecoraro. Termini già si propone. Termini ancora. E poi Evola. Un salvataggio magistrale su Pecoraro. Calcio d'angolo in favore di casa, in favore degli Emiri. Parisi, Pecoraro, ancora Parisi, chiude tutto a Sparacia, rimessa laterale questa volta per i ragazzi di casa. Palla dentro per Termini. Sul fondo la conclusione di Comito. Totta, porta palla ancora, Totta c'è dall'altro lato tutto solo, Corso che qui non aggancia bene. Ci sei, Fatto male Pecoraro. Rientra Guglielmini, autore di un grandissimo primo tempo. Sta un po' su, Niki, sta un po' su. Giulio, occhio che ti gira alle spalle. Si può ripartire ora. Su, Ricky, Guglielmini. Ricky, senza problemi, Ricky. C'è il movimento di Parisi. Ancora Parisi, qui sbaglia. E allora può ripartire Corso. Palla dentro, Sparacia, si gira. Palla dentro per Totta. Grande parata, ancora Totta. Totta, Rinicella. Grande la prima volta. La seconda volta Totta se lo divora. Guglielmini.
punta, temporeggia. Ana! Forte, forte lì! Il passaggio troppo lungo, allora Sparacia resiste alla carica, ancora Sparacia, poi perde il controllo, se la ritrova Sparacia, largo da Totta, può puntare Comito, Totta ancora, scarica, Sparacia, zona tiro, deviazione, poi Guglielmini la tiene lì, allora Comito. Sali su! Comito, bello il disimpegno per Termini, che palla! Che visione di gioco del numero 6, ancora Termini, meraviglioso Termini! Da terra Guglielmini, ora ci può arrivare lui, Guglielmini sul fondo! Qui forse un po' egoista Guglielmini. È ripartito Liuzza che ha messo in porta quasi Totta. Ancora Totta, si aggancia con Parisi qui. L'intervento è palesemente irregolare. Che bel secondo tempo, anche se senza gol. Fin qui. Secondo fallo commesso dagli Emiri Erasmo, giochiamo Erasmo! in questo secondo tempo. Gioca! Calma! C'è ancora Sparacia. Solo! Gira! Giro palla da Evola. Solo! Bella l'imbucata. Ridò! Occhio ancora. Totta. Puntalo, fallo abbassare! Puntalo! Controlla Totta, va dentro. Palla per Evola. Evola sposta il pallone e calcia. Rinicella, grande parata. Usciamo sta palla! Da calcio d'angolo per la Sicilia può andare Graffeo. Erasmo! Esci da fuori sta palla! Sta soffrendo un po' di più in questo secondo tempo gli Emiri. Ora sono loro a ripartire in contropiede molto più spesso. Ha rimesso il campo in maniera diversa. Formazione mister Marconteri. Calma! Ancora palla dentro, Rinicella la trova. Senza fallo! Poi Termini. Sì che l'hai preso! Termini L'hai preso senza ancora. fallo. Controlla, poi sponda ancora da Comito. Due! Comito. Senza fallo! Temporeggia lui. Giulio! Ancora Comito, sponda dietro da Parisi, palla dentro per Termini, grande aggancio di Termini, poi si gira il gioco per Guglielmini, ancora da Termini che non ci arriva. E allora occhio, Totta qui viene fermato da Parisi che fa un altro dribbling. Guglielmini, grande parata di Liuzza, può ripartire subito il Sicilia. Che bellissima gara che è diventata adesso quella tra Emiri e Sicilia Futsal. Su! Graffeo deve portare palla, va il numero 6, c'è in mezzo Totta, servito però Sparacia. Ora palla dentro Graffeo. Solo! Sparacia può calciare, Sparacia non calcia, ora sì, Rinicella. E poi Termini la tiene in campo e fa addirittura una buona sponda per Parisi. Parisi qui fermato da Sparacia senza fallo. Viene Interisano, esce Graffeo. Vieni, respira! Vieni qua! Vieni! A time out. Oh! Venite qua! Siamo? Grande Nico. Venite qua immediatamente! Vieni! È lo stesso primo tempo! Cosa cazzo è cambiato? Cosa è cambiato? È lo stesso primo tempo! E allora cerchiamo di giocare! Allora abbiamo capito, cerchiamo di giocare! Evitando di prendere le imbarcate sulle triangolazioni! Ma quando partiamo nelle transizioni positive dobbiamo essere più efficaci là davanti! Ci mangiamo quello al secondo palo, non può essere, cattivi! Attacchiamo il pallone e andiamo a mettere questa palla dentro! Oh, se ci danno un minimo di spazio, tira! Punta di collo, come cazzo è, pure sotto le cosce! Valgono lo stesso i gol valgono! Quindi cerchiamo di acquisire un pochettino di furbizia in queste cose! È chiaro? Continuiamo a giocare così! Non mi interessa se morire, me ne sto fottendo il cazzo! Lunedì recuperato, chiaro? Forza! Dai, Grande carica di mister Marconteri, mister Cinzia Orlando, ancora a colloquio con i suoi ragazzi che stanno rientrando ora in campo. Allora sempre Guglielmini, Termini, Parisi, Comito con Rinicella tra i pali per gli Emiri. Totta, Sparacia, Interisano, Evola e Liuzza tra i pali invece per il Sicilia in questi 17 minuti che mancano alla fine della gara. Senza fallo! La tiene lì ancora Termini, poi il pallone sfila e rimessa laterale. Bravo Salvuccio! Allora occhio, Abbassati! ora rimessa laterale. Va bene. Termini. Solo lì! Corto dal numero 11. Bella poi la sponda per Comito, che palla! Comito aspetta Guglielmini per chiuderla! E il pallone è troppo corto qui. Calcio d'angolo, Guglielmini se ne incarica. Si ricomincia da Parisi. Termini sposta il pallone. Occhio
Ancora Comito, che classe del numero 6. Termini. Arriva, Niki, sei giù. Ancora Comito, senza fretta ma con qualità. Gli Emiri cercano di tenere il possesso palla, se l'è ripreso nel Sicilia, che attacca subito con Totta, bel dribbling, Totta se lo divora. Ha fatto una grande giocata, un grande movimento. Uno balla, Nino basta, ce l'ha alle spalle. Solo giù, solo che ti sta. Solo sei, uno. Fallo! Non ti Guglielmini e poi palla da Solo. Salerno. Arriva lì. Occhio ancora Arriva lì, no. Comito. Deve tornare da Salerno. Calcio di punizione. Esci, dai, Giulio, dai palla allargati giù. Allargati giù, allargati. C'è largo, Totta, c'è largo. Facciamoli aprire. Calcio di punizione, sponda da Evola. Con calma, giochiamo. Solo, calma. Palla da Totta. Non rischiamo. Singolo, calma, pazienza. Sparacia. Pazienza, giochiamo con la testa, pazienza. Ancora giro palla con Allarga, Interisano. Calma, calma. Gira ancora. Interisano. Gira ancora. Sempre lui. Chiuso bene Buona Giulio. gli Emiri. Calma. Entra, Salvo. Occhio a Evola. Sì. Palla larga. Giulio, dai, sta palla. Non controlla bene qui Sparacia. Dai. Salvo il tuo! Sì, Salvo. Non te lo fare andare. Occhio a Termini, sposta bene il pallone. Ancora Termini fermato. Interisano. Poi in buca. Sparacia fermato qui. Senza fallo. Allora Comito. Termini. Se lo divora. Fuori di poco. Basta, giochiamo. Basta, giochiamo. Basta, dico, non te li dà. Sali, Salvo. Porta palla adesso Evola. No. Sciacca. Attacca, Salvo. Occhio al movimento, Totta. No, Totta. Finisce giù adesso il numero 13. Nicola, basta! Io voglio spazio! Niki! Muto, basta, ormai è andato. Non te lo darò. Ha sbagliato, non mi interessa, è andato. Ciao. Chiedigli un po', Tira una linea e vai avanti. Vai dentro in segreteria. Allora, calcio di punizione in favore degli Emiri. Calcia Comito questa volta. Sulla barriera. Ancora Comito che cerca un dribbling. Poi se l'è ripresa Interisano. Subisce fallo questa volta. Aspetta! Esce giallo! E cartellino giallo a Comito. Aspetta! 3-2 i falli. 3 falli commessi dagli Emiri. Totta, apriti un po', guarda che c'è il Salvo là dentro. Se arriva sta palla veloce. Andare Evola, vediamo se addirittura prova la conclusione verso la porta. Vieni qua. Fermo lì. Salvo, dove vai tu? Dove vai? Stai. Evola. Gioca corto. Ancora lo scambio con Interisano che prova una giocata. Interisano fermato. Si riparte con Comito. Evola non la controlla. Poi Guglielmini. Occhio. Liuzza. Va lungo. Totta lotta contro Termini. Ancora Totta. Totta, bella giocata, va via Totta. Ancora Totta, palla dentro, viene fermato. Allora Sciacca può ripartire. Ancora Sciacca, palla dentro per Termini. Controlla, alza la testa Termini, torna da Sciacca, bello l'1-2. Guglielmini, come giocano gli Emiri? Ancora Termini, che poi se la porta sul fondo. Ma è un bel calcio quello che sta portando la formazione di casa. Evola è già dall'altro lato, fermato da Comito, dalla roccia. E occhio, qui si agganciano. E poi c'è calcio di punizione. Giulio! Stop!
Non gli posso dire niente, già una squalifica l'abbiamo eliminata la picchiata. Non ne voglio prendere l'altra, Nico. Quindi accetta, muto e vai avanti. Terzo fallo commesso nel frattempo dal Sicilia Futsal. Giulio! Comito. Quello è il movimento di Guglielmini, sempre 3-1 il parziale nel frattempo quando mancano 10 minuti più recupero. Occhio a vuoto, Guglielmini! E qui Interisano aveva rischiato qualcosa. Comito cerca il dribbling, poi si torna da Termini. Sciacca sfonda da Termini ancora, cerca un dribbling, sempre Termini, zona tiro, deve andare da Guglielmini, a rimorchio per Sciacca, non viene trovato il compagno, allora si riparte da Interisano. Bella giocata di Interisano qui a eludere la marcatura. Sparacia, palla larga, controlla Evola, poi Sparacia, può calciare, in un primo momento non lo fa, in un secondo cerca l'assist, poi Sciacca e Sparacia gliela riprende. E fallo secondo il direttore di gara. C'è il cartellino giallo per Sparacia. Occhio, quarto fallo commesso dal Sicilia Futsal. Ora devono stare attenti, ragazzi, sono in trasferta. Hai capito? Ce ne siamo Arbitro, sono 5 falli. Arbitro, sono 5 falli. Il prossimo è libero! Quinto fallo, ce ne siamo persi uno per strada. Ma occhio, Guglielmino, grande parata di Liuzza. Interisano. Poi Evola, porta palla ancora Evola. Non calcia, Interisano. Calma amici, calma. Giro palla con Evola. Chiuso da Guglielmino. Rientra Corso, ha fatto il debutto in questa gara Calandrino. Occhio intanto dall'altro lato Guglielmino, cerca il pallone dentro, Calandrino qui non la tocca. Occhio a Termini, se l'è ripresa Corso, passa Corso dall'altro lato cercando Totta, non ci arriva. Rinicella, Guglielmino controlla, sponda da Sciacca, poi a Termini, ancora Sciacca, dribbling e poi Comito. Occhio a Comito, bello il pallone per Sciacca, Sciacca, grande parata di Liuzza. Può ripartire Corso, Calandrino, Evola, muove Evola, cerca un compagno, bucata dall'altro lato verso Totta, difficile. Arbitro! Ma c'è calcio d'angolo, va Evola, palla dentro, c'è la via. Time out. Vieni qua, Chiamati vieni. dai ragazzi del Sicilia Futsal. Vieni qua. Oh, stiamo calmi, stiamo calmi. Oh, stiamo calmi. Andiamo. Oh, aspettate, andiamo con ok, Nicola ora in giro, ascolta, perché non è che lo faccio. Giochiamo in 3, ok, ascoltate. 3, 2, mi piace però non sempre. Per il resto cerchiamo di fare circolare la palla veloce. Perché tutto ci muove la palla fino allora, ora entra il rigore. Che cos'è? Faccio il nostro. Due laterali, Nino, Nino, 3, 2, tu fai questo, Nino, mi va laterale, Michele, Giulio e Riccardo, ok? Lasciamo sta palla fuori, Giulio!
Rientra in campo col portiere di movimento il Sicilia Futsal, che la vuole riprendere a tutti i costi. Non manca pochissimo alla fine della gara. Solo, calma, Totta. Sali, Totta. sali Michele, sali Michele. Sponda da Calandrino. Sono schiacciati, calma, giriamo, ancora, veloce. Ancora Calandrino, veloce, Totta. Veloce, ok. Totta. Calandrino, Di nuovo. Totta. Solo, La riprende Sciacca, occhio palla dentro, Sparacia. solo, calma. Si ritorna da Calandrino, qui non ci arriva Calandrino, allora deve ripiegare rapido Sali Ricky. il Sicilia Futsal. Sali forte. Calma che c'è, scegli. Senza fallo, Michele, senza fallo. La protegge Pecoraro, poi sponda da Sciacca. E tu vieni, ora, sali, senza fallo. Ora Sciacca, si ricomincia da Rinicella. Arriva Gallini. Palla dentro, non ci arriva qui Sciacca. Sparacia. Comito, occhio perché ora la tensione è altissima. Protegge palla Comito, prova a passare, viene chiuso bene. 5 minuti alla fine della gara. Sì, forte attaccati. Comito, Arriva, no, così. ancora Comito, prova a passare in mezzo a tutti, viene fermato. Mettiti bene, no. C'è la sostituzione, non esce il portiere. Faccelo prima! Puoi giocare! 1! Pecoraro, Sì. sbaglia la sponda, allora se la riprende ancora Pecoraro col numero Totta, Sparacia, sponda, Totta, cerca il dribbling, Rinicella. Calma. Stai, Silino. Parisi, Sili. Bravo, prova un dribbling.